Allora, in una macchinetta per fare il tiro, ti metti dentro a panna d'olete e poi ti giri e si separa il liquido dal grasso e con questo qui invece si fa fito a fare il tiro. Una trappola per topi, fatta tutta a mano questa. Il topolino entrava qui, poi lì ti manca una molla, lo caseva dentro, si serrava la ferro e restava lì. E che ne ha topi di notte? Sono Giacomino Parodi, detto Mino. Ho scoperto di chiamarmi Giacomino quando ho fatto richiesta all'anagrafe del comune per la prima carta d'identità. L'impiego dell'anagrafe che fava e dichiarazioni di nascita e tutto quanto, quando in pueblo andava a denunziare la nascita del figlio, o che diceva bene, bravo, ti avevi un figlio, vieni che andiamo a bere, lì da sotto che è allo staia dei Marini. Come ti metti a nome? Che mettiamo a nome Giacomo perché voleva me, poi un nonno, e poi il primo frate mia moglie, che è morto in guerra il 15 di giugno, si chiamava Giacomo. Ma poi che diamo Mino, se si ha ricordato questo discorso di Mino, ho messo anche il diminutivo e mi sono trovato scritto Giacomino. E troppe bevute augurali poi vanno arrivare al punto di sballare un po' i nomi. Cercavo di ricordare un po' quello che succedeva in questa zona. Si giocava qui i giochi di una volta, che a sguarda, che è quella trottola che ti avevi con spago. È una specie di sfera che veniva zucconica e in fondo a gamperno di ferro che ti lanciando la qua corda, questa gira, dice se stessa, gira bene. Poi però che a faccenda di gareggiare con l'altro, no? L'altro figlio magari con l'altra sguarda, o cacciava insieme, chi girava più tanto, oppure tante volte riusciva a piccare insieme, che spaccava quella che lì è sotto. E si giocava con la lippa, che è infuso, fuso di legno, che tu mettevi in rilievo, ti davi una baccà, saltava per l'aria, e poi con un'altra baccà ti mandavi più distante che ti potevi, vinceva chi andava più distante, oppure ti pigiavi qualcosa, una lama messa lì, se ti riuscivi a picchiare. E hanno tutti i giochi semplici, ma lì è un modo di passare qualche ora da figlioli. Lì in quella casa lì di vicino, come ti dico, andavamo sempre, si raggruppavano meglio le persone, andavamo non che ad ostaia, ma lì come è stata un'ostaia quella lì, ti capisci? Fava rustie, ti favi a mustardella, e poi fava anche i rissi, i ricci, no? Ti andavi qui che in notte a pigiali, i che trova, lui come lo trova, lei si raggomitolo, sta fermo, no? E lo pigiava e metteva in sacco, e poi cogeva. E una volta in cacciola ma sono un'urpe, e lì ad inverno che ha tanta neve, o la lasciata neve, la lasciata parecchio a frollare perché lì ha due, e poi ha fatto chiusa anche quella lì. Tempo di guerra. Ora mi dico, indubbiamente, ora gli animalisti ti dicevano tutto che da scandalizzarsi, ma quei tempi lì è l'unica carne che ti riuscivi a mangiare. Quindi non è così scandalosa, sinceramente. Credo. A Vinetta, lì, quando una volta ti sciacquò l'uga, e torciò il rapo, e fatto levato tutto quello che ti può, ti pigi, ti metti a bagno in una bottiglia, no? Ti crevi d'acqua. Se che dava 2 o 3 kg di orzo dentro, un po' di succo, orzo, e lo fermentava lì per una settimana. E veniva una bevanda discretamente frizzante e bevibile ben in poco tempo, insomma qualche mesetto, no? Ma è buono o vin di queste zone qui? Perché qualcuno dice... No, diciamo che quello è vario. Lì dipendeva un po' da zone, no? Sì. Verso San Pedro dell'Aglia, c'era una cunca bella calda che veniva da Vimbo. Ah, capito. Poi non tutti gli anni è uguale. Ma forse in notte ghiaccio freddo, non so. Poi ghiaccio freddo. Con in cavo, collegò su la chiesa di Campomon in basso in Tagea, molavano su in una bena c'è questo cavo qui, no? Cavo lì a Tio, no? E questa bena che si cantava in Tagea, appoggiava pria e sabbia, poi con vericello attivavano sciupina, scaricavano lì, immaginavano tutte, facevano a sabbia di varie misure. Lì quei anni che veniva un lago profondo, abbastanza profondo, no? Beh, mi ricordo che l'estate d'inverni, che ha tanto giasso, che qualche giorno andava insieme, con il pericolo che poteva essere, ma resisteva il peso di 2 o 3 figli insieme. Quindi veniva di freddi
tutti diversi da ora, non si usa più. Mio più piccino, e gli altri che malavano un sebro. Il sebro è, ti sai cosa è un contenitore di legno con due manegge, un effetto ovale, e limpivano l'uga e ti portavano a spalle sciunta cantina l'uga. E allora quelli più grandi facevano che malavano il sebro. E mica io più piccino andavo a cercare l'uga tutto il giorno. Gli anatina che l'avevano costruita in cantina, perché hanno che passava dalla porta, lì era praticamente che sia stato 1 metro dal soffitto e ti sciaccavi l'uga tutto il giorno, ti dovevi stare tutto il giorno, c'è go così, ti gavi una stanga e ti appoggiavi perché non ti stavi su. Gli quella tinga lì che teneva 10 somme, a somma lì a misura che esiste anche in tusenese, che sono 160 litri. Chiamava così perché lì a somma del il peso che l'aveva portato 80 e 80 da una parte e dall'altra. Non ti dovevi dire, ma non ho quello, ti dovevi lo però poi che ha un'armonia, che ha in mezzo a tanta gente, magari ti ha lovato che 5-6 uomini o 3 donne a vendegnare hanno de mua. Quando finiva a vendegna, lui e i vicini, andava, non so dove esattamente, affittavano una pianola, e quelle qua maneggiano, teneva una settimana, dopo la vendemmia tutte le sere che una balera lì che veniva tutto il circondario andavano a ballare per questa festa che di fine vendemmia. Mia moglie diceva che il primo anno che si è sposata, lì è l'unica estranea e hanno 20 attori, 19 lui di qua, sulle 20, ma quindi ha delle famiglie numerosissime tutti quanti, ti capisci? E di cosa si parlava? In genere i cittadini ti contavano quando erano militari, tempo di guerra, perché secondo mi detto che lì è una cosa talmente diversa che i cittadini ti contavano sempre qualcosa di quando era militare, di quando era in guerra, di quando è successo questo, quello e quell'altro. Il fratello mio nonno veniva, che mio è un figlio, no? E una volta mi ha visto che me lavavo lì da lavello, mi lavavo un po', perché allora bagno non andavo, andavo un po' giù. E mi dice, Benedì, ti te consumi fino a pelle di lavata a quello modo lì. Gli altri se siamo lavati per una visita militare, poi se non ce l'avevano. Ad esempio, chi stava qui da là, ma questo l'ho visto in realtà. Si chiamava Beppi, o lì ad italiano perché ho vedo, o lì è stato tanti anni fa in guerra, quando arrivava qua parlava italiano, parlava giusenese, no? Favo vilano, come tutti, no? E lo andava sempre scarso, quei braghe riduce a pescatora, non se lavava quasi mai. O la nava le vogliamo dentro la stalla di scasso, poi quando era a sciacare l'uga, la andava a sciacare l'uga con quei peli, no? E la andava a dormire sempre con i peli senza lavarseli. Ma non sono barzellette, sono cose che l'ho viste, L'ho viste veramente, C'è anche da gente che veniva a domandare l'elemosina, ma non erano leggere. Erano persone sole che non esisteva di pensione, sapeva come andava avanti e girava in campagne. Palanche non ne pigiava perché non ne ma un po' da mangiare trovava, no? Che ne addirittura uno che mi ricordo, o che diceva quando si faceva i tageni e le lasagne, o si faceva da lasciare a pignata che resta, chi chiamava un sugo da cottura, no? O resta un po' gianco, che resta un po' di fenga, no? Sì. O si faceva da quello lì, che aveva un po' di pan secco, metteva lì dentro e mangiava la roba lì. Che ne ha uno invece, che si chiamava Baciccia Ciumbailà, o lì so via il nome, no? Ciumbailà, non so cosa vuoi dire, ma forse lì un po' balurdotto, non so che dire, ma così. O cantavo, venivano su con le mesombriego, le volte. E ho detto a 6, ho detto a Cala, giunto a Burgo, e insomma che scaricava una butte da un carro. In tu scaricare, perché il vino portava da notte dal Piemonte, mica come ora, che bisognava che fosse freddo, che non fosse da su, perché si scaldava, no? Lì a 6, sta butte in tu fa la nasu, alla bisogno un colpo, si è messo a shortire un po' di vino da una doga, no? Non tanto, ma usampilava sta fine. E sto mucchia che piaceva il vino, vede, perde sto ben di Dio, è una cosa drammatica, no? Allora non sapeva cosa fare, come pigiarlo, e lì sto vino lasciava la via. O se levò già che, o l'ha messo lì un che origano allo vino, o rianello, o ha messo già che lì, o l'ha fatto un po' di laghetto, senza non giù per terra, non ha bevuto tanto e si è dormito lì. Pensa un po'. Per cosa non capisce le fotografie con i tempi lì. Però l'ha fatto una soddisfazione con la bevuto tutto il vino con la voce gratis, che è stata una cosa meravigliosa per lei. Mi ricordo un altro, e giocava sempre a boccia, sempre braga pescatora, e sempre di scasso.
testa peà, un po' di barbetta, uno parlava di quelli a metto, lei non ha mai parlato, no? Poi qualcuno ha detto che si sa che prima di morire, o la parlò, o la confessò, quando è a tempi del fascio, o la denunciò qualcosa, no? E lancia poi Brigate Nere, che hanno detto tante botte che l'ha massacrò, che l'ha detto se è shorto vivo non parlo mai più, difatti non ha mai più parlato. Va bene, comunque che ha tradizione che tutti gli anni a San Rocco, al 16 d'agosto, facevano una festa enorme, tutti i cristi, tutti i paesi venivano lì. E quello paese lì, che ha un con brigante praticamente, si chiamava Jean. Udiva che aveva due fegati, li hanno molto violento, e lei viveva di rapine. Lì in Pro Gagliardo, sai Prato Gagliardo, dei punti su di lì, no? E lei si metteva lì, poi quando i proprietari di mulini, di pastifici, che rientravano da Zena, che erano andati a vendere roba, o che metteva con te lontagua si faceva delle palanche. E lì ho terrore da zona, perché lì anche non forte, poi io deviavo il coltello lì. E una sera, in anno alla fine, ai primi del Novecento, grosso modo, in questa festa qui, tanto con la nave a Maison Briego, che ha un con l'aspettò, che ha detto una serie di cutelè, e l'ha ammassò lì sotto. Se muoia che stava dato, Martininga che diva, sentiva di lamenti, ma diva, ma sai a me figlio con la piccò qualche due, e invece da suo figlio che stava morendo lì sotto. Insomma, e voci diva che tutti questi benestanti da zona che venivano a rapinare, hanno in sicario esterno e hanno fatto da due cutelè, l'hanno levato da mezzo, se l'hanno levato con quel modo lì. Addirittura poi che è stato, in periodo che è stato i briganti, sei stato a metà dell'800, grosso modo. E che a me bisnonno e gli altri da zona sono venuti a Campomont, perché il comune lì a Campomont, uno che c'ha Saveggia. E ho montato in quella, che è una vaschetta che con uova che sciorte l'egua, una vaschetta di marmo, che serviva per l'egua per Campomont, per le bestie che passavano. Quella lì a casa del Campomont lì. Sì. Anzi, a scindico che hanno domandato che dava un'arma da tenere in capo, poi si sapevano raggruppare tutti insieme, per capire in sciopero di quelli lì che ti dicono a bacchetta, che ti tiravano in colpo per volta però. Da quel momento lì non abbiamo più avuto delle rasie. Quello mio bisnonno lì, tanto con l'affetto discusso, poi che è stato qualcuno, che l'ha detto, la parlo proprio come un maestro, e adesso viene magari sto maestro, e suo figlio mestrino e gli altri da manema, che sto quelli su viano lì, no? Un da ragazzo da zona, una sera, veniva su da un puntasso, perché chi sarà non quella carabina che aveva, che ha sentito che veniva su. O l'ha detto un po' a vedere, ho detto come mai, che se due, che ha due vergini, non è una donna, ma è una vergine. O l'ha detto a vedere, e ho visto questa vacca lì che fuori da stalla, attaccata a un palo, no? E dentro, da barcone lì, perché lì a Ciantera, barconin, ho visto che ha tre uomini che mangiavano a toa, e l'uomo e la donna morti lì dai piedi a toa, l'avevano ammassata. Ho lì non l'ha detto dei carabinieri, non l'ha detto via subito quello momento. L'ha detto a denunziare dei carabinieri a Campomont, ma non l'ha mai trovato, sti banditi. Poi ha sempre contato che in breve l'ha detto che è stato un che è in punto di morte, l'ha confessato di essere stato lei un brigante, ma lì a lei un maresciallo e due carabinieri che si vestivano in borghese andavano a fare i briganti. Quindi è naturale che non l'avessimo mai trovato quelli là. Perché noi ci stupimmo che succedeva in certi posti del meridione. Ma lì è uguale. C'è un del Saito che quando portava il fascio d'offene in spalle e tutto quanto, aveva sempre un coltello da corbe in fiocchi così, no? O dava 2 franchi, 2 palanche, 2 citi, cosa saranno stati, non so. Un garsonetto con queste sedere, con l'aveva poi che adesso qualcuno a dare una coltellata a schiena quando lei non sentiva. Tutte queste storie te le hai scritte? Sì, l'ho scritte. Me lo ricordai mamma, perché poi mamma che ti scrivi. Ma ti fai un libro, ti pure ci fa. Ecco, chi bisogna che mi metta a farlo. Questo qui è, tutti qui spagano, da distante, no? E o se mette a GA, no? Se mette a GA e sti speggetti che brillano e quegli oggetti lì venivano su, arrivavano lì e poi che sparavano. Che questa leva che fin con GA sta su, quando poi a casa Zucco finisce il GA, riesce a dare in giro al contrario, che si ingaggia o fi, quello tanto che da distante ti riesce sempre
a farla avanti e indietro, gira sempre senza fare vedere dei oggetti. È un specchietto per la lodole, così detto. Una volta che dovevamo tanti riutilizzavano i tappi di natta, no? Poi qualcuno la restava in bottiglia. Allora ti infiavi su questo, no? Ti largavi, ti ciappavi il tappo, poi ti stringevi e ti tiravi fuori dalla bottiglia.